La Virtus Corno batte il Trevignano nel derby manzanese per 3-1. Andiamo subito a vedere le marcature: vantaggio dei padroni di casa con Canapari, pareggio di De Profetis su punizione nella ripresa e poi i due gol che hanno deciso il match, quelli da parte di Vollas alla mezz'ora e il gol del 3-1 firmato da Pezzarini a 4 minuti dal termine. È stata una partita molto tattica tra due squadre che hanno comunque applicato il loro modo e il loro credo calcistico. Grinta in entrambi i casi, un po' il terreno oggi non ha proprio agevolato le giocate di fino, ma quello che conta, ci sono state anche parecchie polemiche proprio in occasione del gol del 2-1 con la panchina ospite che ha protestato parecchio e poi sempre secondo la panchina ospite una svista arbitrale che non ha concesso il probabile calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il match e portare il risultato sul 2-2. Diciamo così, proteste che è costato il cartellino rosso al mister Sinigaglia della formazione del Trevignano. Ripetiamo ancora il risultato finale qui a Corno di Rosazzo: Virtus Corno 3, Trevignano 1, e allora andiamo a sentire a fine partita le dichiarazioni del mister Cortiula per sentire da lui insomma come ha visto la partita dalla panchina. Andiamo a sentire il mister. Mister Cortiula, siamo al termine della partita, insomma un 3-1, possiamo dire anche sofferto da parte della sua squadra. Bene, mi permetta di dire bene la prima mezz'ora di gioco, poi c'è stato un po' una sorta di spostamento difensivo per quanto riguarda il baricentro e nella ripresa è arrivato il gol del pareggio. Siete stati bravi poi ad approfittare di due errori difensivi loro per chiudere la partita. Non so se lei è d'accordo su quello che è il mio commento. No, intanto voglio fare i complimenti anche agli avversari perché hanno giocato con grande agonismo e con grande forza, se continuano così faranno bene anche su altri campi. Dopo secondo me dovevamo andare in un vantaggio più netto la prima mezz'ora e con un gol solo le ultime prestazioni abbiamo preso un po' di paura, per dirti la verità. Io la vedo così perché eravamo stati raggiunti già altre volte nel finale, questa volta invece siamo stati raggiunti prima e avevamo mezz'ora e siamo tornati fuori, questo mi è piaciuto molto. Poi abbiamo preso anche un palo e una traversa, quindi penso che il meritato sia il risultato finale. Senta, il lavoro che sta facendo in questo momento si sta vedendo poi sul campo, perché non è stato semplice arrivare in corsa, soprattutto per quello che è un po' capitato precedentemente. So che lei è uno che guarda sempre avanti comunque. No, io intanto non voglio parlarti di quello che ha fatto il mio predecessore, ma sai benissimo che quando ti chiamano non è perché le cose vanno bene. Se subentri, mi è capitato anche altre volte, subentri perché le cose non vanno bene. Io sto lavorando, sto conoscendo i ragazzi, ho buona disponibilità, mi dispiace per l'infortunio di Lenardi, ma stavamo cominciando a trovare un po' di quadra e comunque anche perché abbiamo preso un gol su punizione da 35 metri, adesso abbiamo concesso poco e questo mi piace perché abbiamo lavorato e sono contento che i ragazzi mi abbiano seguito. Certo. Senti, quello che conta è che alla fine state lavorando per l'obiettivo principale di questa stagione, che sono i playoff, no? Sì, certamente, siamo un po' in ritardo, dobbiamo fare tutto il ritorno, dobbiamo cercare di cambiare marcia, adesso cerchiamo di recuperare un paio di infortunati e poi ce la giochiamo. Certo che faccio i complimenti a questo girone, è veramente un girone tosto dove ci sono 6-7 squadre veramente di un bel livello. Bene Pino, buon lavoro. Grazie, saluti a tutti. Grazie a te.